Ma prima che quegli oggetti lì, quello portavo Brusù, ho sentito che tra una pubblicità e l'altra suonava anche, come l'è? Non so mai. Però io ho cantato oggi anche se che dice. Facciamo un po' sentire qualcosa. Tanto i numi. Tanto i nomi, da che parte come insieme? Non so, là che è una borsa, che non si No, chiama borsa. se no, si chiama borsa, però l'ho portata perché questa è conosciuta in Italia e in tutto il mondo come borsa alla genovese. Lo dico. Allora, la borsa delle cartucce che deviamo in caccia una volta quando andavamo a caccia portasse. Allora, tipicamente fatta così. Non è che su alcuni commerci uova, non è che si però lei è conosciuta anche borsa alla genovese. È questa qui. Perché appende de palanca, Una botta. Poi andiamo avanti. Andiamo avanti. Questo è un oggetto semplicissimo che però in senese si chiama strilen. Cos'era che fa cose? Il guinzaglio. Poca. Questo qui è quello che hanno tutti quelli che hanno un can, questa cosa. Questo è quello che ti metti al collo del can. Che noi altri chiamiamo guigiu. In senese culen. Stiamo preparando a caccia? Usate o canti che permette questo, cosa si chiama a seconda delle zone, strachello, stracaello, stracailo o lo strachello, cosiddetto benissimo. Strachello. Poi, questi sono oggetti che i cacciuei devono perché di solito un cacciuga lì che da roba piccina. queste cose qui si chiama pelleie. E servono per cose. Servono per imitare il canto di Ogelli perché serviva soprattutto una volta prima mica dico se mette a suonare in diretta, Sì. Questo è un timido tentativo di imitare Ogello che a Zeno si chiama Griveia, che a suo paese si chiama Ciurla, che a Savuno si chiama Ciatarun, a seconda da zona. Ma che fa così anche o Burlando, il consiglio regionale? No, Burlando che fa su dell'altro. Andiamo avanti. Questa è una cioccioa antichissima, che serve sempre per imitare il canto di Ogelli, questa che in modo particolare per un merlo. Quando in Tirien un merlo o le attirò tantissimo da questo tipo di canto. Ma sta roba chi è? A sua amica Morelia che l'ha mai fatto sentire? Questo? No, dico... No, non ho mai avuto l'occasione, però è una cosa che fa parte da storia, da cultura. Questo qui invece si chiama steccu. E cosa serve? Limita il canto del tordo bottaggio. Un ladito di merli. I merli dove gli anè a cacciare? I merli dipende dalle zone, come si può cacciare durante un passo, di solito a veggia furba del caccio merla si fa in tirien, in mangianze, con questo tipo di... Poi che l'ultima attrezzo così non parlo più, che è una cosa veggia, che si chiama un rancabossoli. E cosa serviva? Questo serviva una volta quando andava a caccia tanti qua a doppietta che avevano le cartucce del cartoon come una volta. Un cartoon, soprattutto quando li aveggio, si gonfiava e non riusciva a arrancare il bossolo dallo scioppo. Questo tipo di rampon o l'ha fatto apposta per agganciare il bossolo, tirarlo fuori. Quando tiravano troppo si sciancava il cartoon dentro a camera del scoppio, a canna, allora che mettevano da questa parte qui, ti gira, una forma, una cosa eccentrica, bloccava il cartoon e arrancava il cartoon. Alla roba veggia come... aveva 80 anni sta roba qui, ecco. Certo. Però... ha tanti anni quante quelli che Brusumula è in politica, pedino? Non sono un po' meno, sono cose che lo insegné però... Rifà un po' quello suono là, il primo con l'affetto. Quello qua per lei. Fantastico. E su chi un serve per? Serve per chiamare. Ma che uccelli? In italiano si chiama allodola questa qui. Poi questo... All'odua. Lo faccio un po' male perché non sono buono. In senese si chiama cursin. O il suo paese si chiama turlo corso. In italiano si chiama tordo stasera. Per un momento se fermiamo, ma